Bentrovati amici della Wii Sport, un saluto da Antonio Caroè, pronto a raccontarvi della seconda giornata del campionato allievi regionali per il girone C. Dal comunale di Giammoro scendono in campo Tirreni e Città di Messina. I ragazzi di Mister Di Fina vengono dalla sconfitta all'esordio per 4-2 nei confronti dei Giovani Leoni. Dall'altra parte invece Mister Cosimini ha raccolto i primi 3 punti insieme ai suoi grazie alla vittoria per 2-1 in casa contro la Ionica. Di seguito le scelte di Mister Cosimini, col numero 1 Merlino, col numero 2 De Marco, 3 Puleio, 4 Cordaro, 5 Gualberti, 6 Grasso, 7 Andò, 8 Mangano, 9 Spuria, 10 Cafarella, 11 Motta. L'ingresso in campo delle due squadre con i classici saluti di rito in maglia bianca e pantaloncini rossi, i ragazzi del Città di Messina maglia gialla con pantaloncini blu invece per i padroni di casa della Tirrenia. Sembra quasi tutto pronto per il fischio iniziale. Il primo pallone lo battono i padroni di casa che attaccheranno da destra verso sinistra dei vostri videoschermi. Risponderà da sinistra verso destra il Città di Messina. La prima occasione è proprio per la Tirrenia. Il pallone viene sventagliato così, se lo ritrova Bertino che ci prova in qualche modo, riesce però il portiere Merlino a far sua la sfera. Il risultato resta di 0-0 quando in Città di Messina un calcio di punizione sul punto di battuta ci vanno Mangano e Motta. La finta da parte di Motta, il pallone messo in mezzo da Mangano, viene difeso bene qui da Spuria, poi il tentativo da parte di Cafarella si rivela, poi un assist per il numero 9 di Mister Cosimini che però non arriva in tempo sul pallone. C'è poi un calcio d'angolo per la Tirrenia. Questo scambio corto vede i ragazzi di Mister Di Fina provarci così. Il mancino però da parte del numero 3 non crea grossi patemi all'estremo difensore Merlino. Ancora in avanti la Tirrenia, ancora un calcio di punizione, ci prova Cosmin, si deve superare Merlino. Il pallone rimbalza proprio davanti al portiere che però riesce a far sua la sfera. Poi ancora un'occasione clamorosa per il giovane Spuria che sul più bello va a incespicare. L'azione continua e Spuria viene atterrato così dal portiere Ragusa. Per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Sembra netta però la spinta dell'estremo difensore della Tirrenia nei confronti dell'attaccante del Città di Messina. Calcio di punizione per il Città e l'azione successiva. Il pallone se lo ritrova così Puleio che ci prova con il sinistro mandando alto. E il preludio al gol però, infatti di lì a poco un'azione personale di Motta va a innescare il pallone che viene messo in mezzo da Mangano. Se lo ritrova Andò che ci prova in una prima occasione. La seconda è quella che porta in vantaggio il Città di Messina. Siamo al 38esimo del primo tempo e si sbloccano le ostilità al comunale di Giammoro. Botta da parte di Andò che non lascia scampo al portiere Ragusa per quella che è la rete dell'1-0 del Città di Messina. È l'ultima occasione della prima frazione, infatti arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara che mette fine all'ostilità per quanto riguarda il primo tempo. Ricordiamo il parziale grazie al gol al 38esimo minuto da parte di Andò. Il Città di Messina vince 1-0 sul campo della Tirrenia. Vediamo nella seconda frazione quale tra le due squadre alla fine la spunterà. Subito il Città di Messina in avanti con Cafarella che non molla il pressing sui difensori della Tirrenia, recupera il pallone. Ottima intuizione da parte di Cafarella che mette in mezzo, ci prova Spuria. Ancora una volta un'occasione per l'attaccante di Mister Cosimini che però riceve la risposta attenta da parte di Ragusa nell'occasione. Ancora il Città di Messina che adesso vuole portarsi sul 2-0. L'azione sull'out di destra, ci prova Motta. Ha fatto tutto bene in fase di preparazione, poi la conclusione è andata alta. Primo cambio per Mister Cosimini che manda in campo Gennaro al posto di Spuria. Continuano gli ospiti ad attaccare per cercare di trovare il gol del possibile 2-0. Proprio Gennaro, il neo entrato, che però cicca la conclusione e favorisce l'intervento da parte di Ragusa. Ancora un cambio, infatti esce Motta per favorire in campo l'ingresso di Majorana. Ancora il Città di Messina che in questo modo riesce a procurarsi un'altra clamorosa occasione a tu per tu però con l'estremo difensore Ragusa. Cafarella non riesce a trovare il gol del 2-0. Spreca tanto il Città di Messina e la Tirrenia prova ad approfittarne con questo tentativo da parte di Pirri. In uscita Merlino riesce a chiudergli lo specchio. Il Città di Messina si ritrova ancora una volta in avanti grazie a questo rinvio da parte della difesa che si tramuta in un assist per Cafarella che ci prova così. Vola però Ragusa e mantiene il risultato sull'1-0.
il numero 10 di mister Cosimini continua a provarci. L'azione successiva va a superare un uomo sull'out di sinistra, prova a mettere in mezzo, l'azione prosegue per il Città di Messina. C'è lo scarico verso il centro, la ribattuta da parte della difesa della Tirrenia, ancora una volta il tentativo da fuori. In questo caso ci aveva provato Cordaro, che però non trova la rete del 2-0. Continuano gli ospiti sul finale di match a proporsi in avanti con Gennaro, che fa tutto bene superando gli avversari e ci prova con il destro. Ragusa in calcio d'angolo. Ancora in avanti il Città di Messina con Andò, che sfrutta questo incredibile passaggio per Cafarella, che trova il gol del 2-0 a pochissimi minuti dal triplice fischio del direttore di gara. Il numero 10 di mister Cosimini trafigge così Ragusa. Tutta la grinta da parte dei ragazzi del Città di Messina, che mettono in ghiaccio il match. Un ottimo secondo tempo che ha fruttato altri 3 punti. Infatti di lì a poco arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara. Vince il Città di Messina sul campo della Tirrenia grazie ai gol di Andò e Cafarella, 6 punti in 2 partite. E allora, amici della Wii Sport, un cordiale saluto da Antonio Caroè e alla prossima.